Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, a tutti i telespettatori. Renato Pasqualotti, il grafologo, che vi parla dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe. Oggi vi parlo di un pittore italiano, un pittore importante, un pittore che tutti noi conosciamo, che è Giorgio Morandi. Nato a Bologna nel 1890 e morto sempre a Bologna nel 1964. Tutti noi conosciamo di Giorgio Morandi soprattutto le incisioni. Il tema ricorrente, quello che tutti noi conosciamo, ma che oggi vorrei appunto aggiungere altre cose rispetto ai fiori, alle nature morte, alle bottiglie così molto conosciute. Vorrei fare un percorso, sia pure veloce, attorno a questa personalità straordinaria, cupa per certi aspetti, ma molto laboriosa. Giorgio Morandi, primogenito di 4 figli, il padre era commerciante, nato appunto nel 1890, seguiranno poi altre 3 femmine a distanza di 6, 7, 10, 15 anni, quindi molto più giovani appunto del pittore. Iscritto all'Accademia di Belle Arti di Bologna per questa sua passione nella pittura, influenzato sicuramente dai pittori importanti come era Cézanne, Licini, cercò una strada non molto semplice, ma comunque tutta sua, staccandosi da quella che era la cultura del momento. È stato un pittore anche di metafisica, ha fatto scuola di figura, di nudo, ma ha abbandonato quasi immediatamente la figura, la persona. E qua ci fa riflettere veramente su questa sua scelta. Perché, malgrado la sua preparazione accademica, che riguardava quindi il volto, il ritratto, abbiamo un semplice ritratto della sorella con un cappello nero, anche abbastanza singolare. Ha abbandonato completamente queste figure, questi nudi un po' cesaniani dell'inizio, dei primi anni di pittura, per dedicarsi esclusivamente a una pittura più intimista, più raccolta nel proprio ambito familiare, chiuso. Ecco che quindi la sua scelta si è indirizzata soprattutto sugli oggetti che lui andava a recuperare quasi fra l'immondizia, sapete, cioè dei barattoli dell'ovomaltina che lui poi copriva di colore, li accostava in un modo molto minuzioso, delicato, ossessivo, e per noi questo è un po' la rappresentazione di ciò che lui non è riuscito a dare dal punto di vista di rappresentazione dell'umano. Questi barattoli, queste bottiglie, sono tutte allineate in un modo ossessivo. Chi ha avuto modo di vedere il suo studio nella sua casa di Via Fondazza, avrà potuto vedere questi oggetti ancora presenti, tutti allineati al punto tale, e qua fa capire la personalità un po' disturbata del pittore, in modo tale che la luce che filtrava attraverso la finestra che era a ovest del suo studio, che era poi oltretutto studio e anche camera da letto del pittore, tanto era chiuso nel proprio spazio. Chi ha potuto vedere questo ambiente avrà notato che sul tavolo di lavoro c'era un grande foglio di carta da scenografia. Su questo foglio, ben fissato con delle puntine da disegno sotto, il pittore aveva segnato la linea d'ombra di determinate ore
e giorni del mese che veniva filtrata da una piccola fissura della finestra ad ovest dello studio. Questa forma maniacale della luce lo ha accompagnato per tutta la sua pittura. È un pittore della luce e io ho avuto modo di conoscere un po' la sua pittura, ma anche la scrittura, che mi ha fatto molto riflettere. E mi spiego meglio. Quando ho avuto modo di vedere, di visitare questo ambiente che è stato ricostruito molto recentemente dell'ambiente dell'appartamento di Via Fondazza, appartamento preso in affitto da Giorgio e dalle sorelle, teniamo conto che né lui né le sorelle hanno messo su famiglia, erano tutti attorno in questo ambiente così chiuso, quasi di clausura, attorno a questo pittore, sempre attento a questi spazi interni, questa luce che filtrava da questa finestra. Quello che io ho potuto vedere, quindi, oltre ad aver esaminato lo scritto, era di cercare di capire come poteva essere possibile che uno scritto così chiaro, di un manoscritto che io ho trovato appunto in una delle stanze del suo studio di Via Fondazza, con questi tratti così precisi, così rigidi se vogliamo. Teniamo conto che Morandi, dal punto di vista ippocratico, ha un temperamento bilioso. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire persona con grande forza di volontà. Nella scrittura lo troviamo attraverso delle aste molto rigide, molto nette, i tagli della T così precisi, questo parallelismo tra le aste che denota appunto, assieme a una ottima tenuta del rigo, una grande forza di volontà. Morandi, che è rimasto orfano del padre a 19 anni, si è assunto la responsabilità della famiglia, della madre e delle 3 sorelle. E la biliosità, d'appunto, deriva da questo grande senso di responsabilità. Il tratto, la scrittura, ne diventa più rigida, notevolmente pendente, che vuol dire andare verso l'altro, occuparsi dell'altro, tenerne conto delle proprie esigenze. La scrittura ha un calibro piccolo ed è singolare anche perché chi ha la possibilità di vederlo vede che il rigo verso la parte finale, quindi verso il margine di destra, che è molto penetrato nella scrittura, scende lentamente verso lo spazio inferiore. Secondo la grafologia francese, questo segno si chiama a coda di volpe ed ha un significato preciso che noi ritroviamo sicuramente nel temperamento e nel modo di essere del pittore, di Giorgio Morandi. È un segno che definisce la parsimonia, se non addirittura l'avarizia. Perché questo? Perché quando il tratto scende vuol dire che vuole occupare anche uno spazio che in qualche modo dovrebbe essere di una parola interrotta e ripreso nella riga sottostante. Invece scende in giù ad occupare lo spazio. Quindi avaro nel senso che vuole occupare tutto il foglio fino in fondo. La sua avarizia dove la troviamo? Beh, innanzitutto nell'andare a raccattare questi oggetti, nel dipingerli, nel utilizzare cose vecchie. Ho avuto modo di vedere anche che quei magnifici fiori che noi troviamo, che comunque sembrano in questa atmosfera tutta morandiana, coperti di una polvere antica, non sono altro che dei fiori di tessuto, anche abbastanza abbozzati in un modo elementare. Lui li ha raccolti, inserendoli in modo quasi aggressivo dentro questi vasi e poi li ha copiati. Ma nel copiarli sicuramente ne è uscita la poesia.
Una poesia di un pittore che guarda all'antico. Giovane, lui ha potuto visitare Firenze, Ravenna, ha avuto Arezzo, ha avuto modo di vedere e di valutare e di apprezzare Piero della Francesca. E sicuramente l'atmosfera che lui ricrea è un'atmosfera molto francescana, molto sintetica. Abbiamo un vaso di fiori che manca completamente di uno sfondo. Questi fiori, che io ho avuto modo di vedere, che sono fiori di stoffa, di tessuto, di un rosa molto pallido e quasi coperto da polvere, riporta poi nel piano sottostante un taglio molto netto d'ombra. Ecco quindi l'ossessione della luce. Ma come vi dicevo prima, la mia ricerca è stata nel cercare attraverso la scrittura una possibile analogia del tratto. Non mi quadrava il fatto che questa scrittura, come ho detto, così rigida, così perfetta, con un mantieni il rigo, il tratto, così via, avesse poi per il pittore un disegno completamente diverso. Il tratto della matita non è più così sicuro, ma è tutto interrotto, tremolante, quasi ci fosse una patologia in atto. Allora mi sono domandato come mai il tratto, che comunque viene realizzato dalla matita, ma dalla mano ovviamente, che è sempre la stessa mano, la mano che disegna e la mano che scrive, l'impulso parte dal cervello. Mi domandavo come mai una scrittura così precisa, così definita, trova un disegno così insicuro. Allora ho fatto questa riflessione. Mi sono detto, dato che il pittore è così attento alla luce, la luce, in effetti, quando è molto forte, non fa più demarcare in modo netto il contorno dell'oggetto, ma l'oggetto, soprattutto se è in controluce, ha dei contorni molto sfumati. Allora mi viene da pensare che, avendo soltanto una penna, una matita per poter scrivere, per poter riportare questi oggetti, il pittore abbia creato questo tremolio del tratto, che quindi in scrittura noi diremmo tratto di insicurezza, il tentennante, il titubante, l'ostentato. Invece qui questo tratto viene a modificarsi proprio per dare il senso della luce. È un po' come osservare, come il miraggio in un deserto. Non è una forma precisa, sono forme dettate esclusivamente dalla luce. Quindi un pittore della luce, ossessionato dalla luce. La scrittura poi, negli anni successivi, qui ho un altro scritto a Mino Maccari del 1956, quindi il pittore qui aveva ben 66 anni, si modifica, il calibro diventa più alto perché il pittore ha acquistato sicurezza, l'io è molto più esaltato. Il rigo viene comunque mantenuto, però la scrittura è molto più addensata, l'interrigo è molto più breve, c'è addirittura qualche volta il segno confuso, che vuol dire appunto che il tratto del rigo superiore va a interferire il rigo inferiore. Quindi mi fa pensare che in questi ultimi anni, quando la sua pittura, addirittura dall'olio, dall'incisione precedente, del quale comunque è sicuramente maestro, diventa più evanescente con l'uso dell'acquarello, allora ecco che abbiamo appunto questa distensione, questo modo di spaziare dappertutto. Pittore grandissimo che io vi indico di approfondire, di studiare e soprattutto di vedere il suo studio ricostruito in via Fondazza, a Bologna.
Con questo saluto tutti i radioascoltatori e i telespettatori. Renato Pasqualotti, da Radio Conegliano, Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.